c'entro anch'io. Amiche e amici di Teletutto, bentrovati al primo appuntamento con C'entro Anch'io speciale Vini Bresciani. Abbiamo voluto costruire queste 15 puntate, questa è la prima, dedicate alle eccellenze dei vini bresciani, che sono tante, in compagnia di Davide, che vi presento, Davide Lazzari. Grazie Davide, lui se ne intende, non come me, lui è un esperto di vini. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie per l'accoglienza. Senti Davide, ma allora c'è tanto da dire sui vini bresciani? Allora, noi abbiamo la provincia, a parte avere già la provincia più bella del mondo di partenza, quindi noi lo diciamo oggettivamente, questo lo possiamo dire oggettivamente. Poi abbiamo una varietà immensa di territori, cioè andiamo da Puddelein a Quinsan, da Sirmiù a Pontoi, cioè laghi, montagne, colline, pianura. Abbiamo una varietà di territori invidiabile che ci genera poi tante produzioni diverse, formaggi, salumi, vini, tantissimi vini diversi. Certo. Tu sai quante denominazioni a origine controllata, IGT, DOC, DOCG ci sono nella provincia di Brescia? Quante sono, mi dai in aiuto? 5, 10, 20, 30? No, dovresti saperlo. Perché non sapevo che mi avresti interrogato, ma che già mi metti in difficoltà la prima puntata? Ma non lo so. speciale, 15, pensavo ti fossi 3, informato. 7, 8, 10, 20, non lo so. Almeno quanti milioni di bottiglie facciamo? Milioni. Miliardi di bottiglie? Una decina di bottiglie? Quante bottiglie facciamo in provincia di Brescia? Ogni anno? Ogni anno, sì. Che ne so, saranno 2 milioni, 1 milione e mezzo, non lo so. Non sono abbastanza per bere forse neanche in via San Faustino. Cos'è? Un calicino, un calicino a testa e finiscono subito, no? Vabbè, senti, mi informo e ti faccio sapere. Va bene, Mamma mia, già in difficoltà. Aspettami qui che arrivo. Va bene, Chiedo, arrivo. ti aspetto. Oh Davidone, che dici? Queste potrebbero andare bene? A me pare di sì. Guarda che ho avvicinato, che splendide fanciulle e simpatiche. Tu come ti chiami? Martina. Ciao Martina, grazie. E tu? Elisa. Elisa e Martina. Oh, avvicinatevi pure qua che non mordo. Sono abbastanza innocua. Allora Martina e Elisa, il nostro è una rubrica sui vini bresciani. Ecco, voi un po' ci capite di vini bresciani, perlomeno di vini in generale, consumate saltuariamente, abitualmente? Tanto, no. Poco? Occasioni speciali? Abbastanza poco, solamente a Natale. Solo Natale? In famiglia? Natale, Capodanno. Per festeggiare, insomma. Principalmente per festeggiare, sì. E con amici, amicizie, no? E sono tutti astemi un po' come me. Io sono parzialmente astemio, però ogni tanto il vinello ci sta. Il vinellino quello buono? Io vado più su birra, sono un po' più rozza. È più rustica. Lei dice che tu sei più rustica. Rustica. Però siete amiche? Oh vabbè, allora sentite un po'. Qui c'è Davide che mi ha messo in bocca ste cose da dire, da chiedere. Io ho bisogno della vostra collaborazione. 2 domandine, un piccolo quiz. Secondo voi quante bottiglie da 75, insomma poco meno di 1 litro di vino a denominazione di origine IGT, DOC e DOCG sono stati prodotti nella nostra provincia nel 2023? Allora, secondo voi 12 milioni di bottiglie, 18 milioni di bottiglie o 42 milioni di bottiglie? Sentiamo Elisa. 42. Lei dice 42, tu? Io dico un po' di meno. Qual era la seconda? 18? Sì, ho 18 O secondo meno? me, sì. Oh, prendi appunti sulle risposte Davide, che mo commentiamo. Quante denominazioni vinicole tra IGT, DOC, DOCG ci sono in provincia di Brescia secondo voi, ragazze? Elisa? Ce ne sono 8, 14 o 18? 14. 14, Io invece sparo alto, 18. 18, lei spara alto, 18, la 18enne. Vabbè, 14-18, vediamo chi ha ragione tra poco. Oh, prima di lasciarvi, posso sapere che fate nella vita, di che vi occupate? Sono una studentessa universitaria, studio in Cattolica Scienze Linguistiche. Bene, no, dico che è abbastanza onerosa la Cattolica, brava. Sì, grazie. So qualcosa anch'io. Bene, e tu invece? Faccio la quinta superiore al Mantegna, accoglienza turistica. Bene, congratulazioni, grazie per essere stato con noi. Davide, adesso arrivo da te. Boh, sei contento? Hai visto Martina e Elisa, 2 ragazze che ho trovato nella prima puntata. Sei stato bravissimo a trovarle. È stata bravissima. Chi? Elisa. Elisa ha indovinato, conosceva entrambe le risposte ovviamente. 42 milioni di bottiglie è la produzione totale di vini a denominazione di origine nella provincia di Brescia. Quindi Elisa così ha detto, ha risposto correttamente, brava Elisa. E
Martina purtroppo, Martina ripassa, cerca di ragionare un pochino, magari meno birra. Ci sono dei buoni produttori di birra nella provincia di Brescia, ma faremo centro anch'io speciale birra un'altra volta e esplora un pochino di più i vini bresciani. E compiti a casa. Esatto. Vabbè, quindi 42 milioni di bottiglie e le zone di produzione? 14 zone di produzione di OCG, DOC, IGT nella provincia di Brescia. Elisa le ha indovinate entrambe. Bene. Indovinate, le conosceva, ecco. Brava esploratrice. Vabbè, Elisa. 14 quindi. 14. Va bene, allora grazie Davide per queste tue cose belle. Prima di salutarci in ogni puntata vogliamo anche raccontare un oggetto, un'esperienza, qualcosa, una realtà legata al mondo del vino nel dialetto bresciano. E protagonista della puntata di oggi che cos'è, Davide? Il Conquet. Ah, il Conquet. Che cos'è il Conquet? Il Conquet è una bellissima bacinella, adesso questo è abbastanza vecchiotto perché non lo si usa più il Conquet, però i vignaioli, i contadini che vinificavano in casa utilizzavano il Conquet per evitare di sporcare per terra quando facevano i travasi, cavavano il vino dalla botte, si metteva sotto la botte il Conquet. Che è un pezzo di Esatto, legno, no? esatto, un pezzo di legno fatto concavo, esatto. dove poteva sgocciolare il vino e si recuperava tutto il vino, non sabatia via niente. Sabatia via niente, esatto. sabatia via E quindi niente. si recuperava il vino che poteva cadere dalla botte. E tu lo usavi, l'hai visto ancora in utilizzo questo? In utilizzo fisico no, l'ho visto appoggiato sotto le botti, ma... Vabbè, ecco, abbiamo imparato anche il Conquet. Va bene, grazie Davide, grazie a tutti voi, alla prossima puntata qui a Centro Anch'io Speciale Vini Bresciani. Ciao!